Restiamo a Vicenza. L'Albo dei Cavatori del Veneto ha chiesto un ruolo più incisivo degli enti locali per disciplinare l'attività estrattiva. In attesa del nuovo piano regionale, gli ambientalisti insistono per organizzare meglio il ripristino delle cave dopo il loro sfruttamento. Attività estrattive che alimentano il ricco mercato dell'edilizia, ma allo stesso tempo, dalla pianura alla montagna, hanno un forte impatto sugli equilibri ambientali. Un tema affrontato su iniziativa dell'associazione Albo Cavatori del Veneto, che sollecita una nuova normativa regionale. Raffaella Grassi, presidente dell'Albo Cavatori. Speriamo ampi il campo per quelli che sono anche le possibilità del ripristino delle nostre attività, che attualmente sono previste solo ad uso agricolo e che invece ci auguriamo possano aprirsi anche ad altre soluzioni di tipo centri sportivi, centri commerciali, e quindi per restituire il territorio, una volta che l'attività di cava è cessata, alla popolazione a livello locale con un valore aggiunto in più. Per Lorenzo Albi, Legambiente, è ancora sottovalutato il ripristino delle cave. Se escaviamo pensando al ripristino, riusciamo a ottenerlo il ripristino. Se invece ci preoccupiamo solo di recuperare materiale senza preoccuparci del ripristino, poi dopo non riusciremo a ripristinarli. Il piano cave andrà all'esame del Consiglio regionale il prossimo autunno. Non dobbiamo più considerare questo come un patrimonio da devastare, ma come un patrimonio da recuperare, se questa è la filosofia che conduce poi all'attività estrattiva.